quante volte, soprattutto quando ascoltiamo i TG nazionali, gli approfondimenti, si parla di denatalità, si parla appunto quasi della scarsa volontà di mettere al mondo figli, però poi quando si mettono al mondo ci sono altri dati che ci dicono che le donne lasciano il lavoro perché non è gestibile insomma portare i figli all'asilo con quello che costa, e si preferisce insomma abdicare alla propria professione, al proprio percorso, ed è quello che potrebbe succedere anche qui se non si risolve la questione delle rette degli asili nido comunali, che il comitato dei genitori, che si è costituito proprio per questo tema, ritiene essere troppo alte, e ci sono famiglie costrette al ritiro vero e proprio dei figli da scuola, perché di andare all'asilo nido comunale, ribadiamo, quindi non parliamo di strutture private, non hanno la possibilità. Ne parliamo con Sara Mastrobuono, che è una mamma ed è anche in rappresentanza di questo comitato tra noi stamattina. Buongiorno, ben trovata. Buongiorno Marina, ben trovata. Allora, sì, diciamo stiamo sentendo la gravità di questa situazione, che in realtà si protrae già dallo scorso anno. Allora, sento anche di sottolineare quanto in realtà i nidi comunali della città di Taranto, che sono sempre stati un fiore all'occhiello per la qualità proprio educativa che rappresentano, alla fine hanno dovuto sempre in qualche modo lottare con le amministrazioni che si sono susseguite, perché appunto forse non se ne comprende davvero il valore anche a livello proprio politico. Ecco, quando parlavi prima di welfare, sottraendo potenza a questo servizio, chiaramente si va a intaccare il welfare e tutto ciò che ne concerne, quindi chiaramente anche la possibilità in primis per le donne di rientrare al lavoro dopo la maternità. Certo, in questo caso in particolare voi vi siete focalizzati sull'asilo nido del Vasto, ma il problema riguarda tutti gli asili e riguarda delle rette che sono aumentate in modo spropositato. Se ne era parlato già nei mesi precedenti. L'amministrazione comunale comunque aveva assicurato che ci sarebbe stata una sorta di rientro grazie al rimborso INPS che le famiglie avrebbero avuto. Questo rimborso però attualmente ancora non è arrivato. E di che cifre stiamo parlando, Sara? Allora, il discorso è questo, è che queste rette sono state di colpo aumentate a maggio 2023. Il mese di maggio è il mese in cui esce il bando per partecipare appunto agli asili nido, come uscirà a breve, fra qualche giorno, quello per il prossimo anno educativo. Quindi in realtà questi innalzamenti sono già avvenuti a maggio 2023 e il comitato in quella occasione aveva prontamente scritto all'amministrazione, al comparto tecnico della pubblica istruzione e chiaramente all'assessore di riferimento per sottolineare quanto fossero spropositate quelle cifre. In più era avvenuta un'altra cosa molto grave, la soppressione dei comitati di gestione, che era un organo proprio istituzionale degli asili nido in cui c'è una rappresentanza dei genitori e una rappresentanza delle educatrici, ed è oltretutto un canale di comunicazione appunto con l'amministrazione. Venendo meno questo canale, noi ci siamo dovuti appunto costituire spontaneamente come comitato dei genitori per provare a dire la nostra, ecco, su un servizio che ci riguarda in prima persona. Quindi niente, noi avevamo sottolineato quanto fosse inaccettabile giustificare questi aumenti con la stampella del bonus nido, che appunto, come dicevi tu, è una misura nazionale dell'INPS che oggi c'è, domani potrebbe non esserci, e come in questo caso come sta avvenendo, sta portando dei ritardi. Quindi le famiglie che riuscivano a pagare a fatica le rette così alte tramite il sostegno del bonus INPS, adesso venendo meno non sanno in che modo pagare gli ultimi 2 mesi di nido, quindi parliamo di maggio e giugno, perché fino al mese scorso più o meno c'era stata una regolarità dell'erogazione del bonus. Ecco. Ricordiamo che parliamo di un aumento del 341% per la fascia 1, 159% per la fascia 2, ovviamente le fasce sono divise in base al reddito, e il 92% per la fascia 3 e il 58% per la fascia 4, quindi aumenti ci sono stati per tutte le fasce. Per chi ha un ISEE è dei guadagni migliori rispetto agli altri, il 341%, ma poi a scalare comunque gli aumenti ci sono per tutti. Sicuramente si parte da una base di più del doppio.
Sì, no, vabbè, è impensabile. Guardiamo ad esempio la prima fascia, quella con l'ISEE più basso, è impensabile per una famiglia appunto che ha un ISEE inferiore ai 7.500 euro, quindi rendiamoci conto, ecco, della cifra e dell'introito annuale di questa famiglia, permettersi una retta di 230 euro. Al mese? Al mese, esatto. A figlio. A figlio, esatto. Quindi diciamo noi nello specifico dell'asilo Nido del Vasto, quando abbiamo percepito che c'erano delle famiglie in grave difficoltà e che stavano addirittura pensando di ritirare i propri figli dal servizio di asilo nido, abbiamo detto no, non ci stiamo. Se il nido non diventa appunto un diritto per tutti i bambini, allora qui non paga nessuno. Quindi siamo tutti ancora in attesa, siamo bloccati, non stiamo effettuando il pagamento della retta di maggio, perché attendiamo che il comune risponda alla nostra lettera, ci incontri personalmente e possa trovare una soluzione diciamo a questa emergenza imminente, ma soprattutto poi in visione del prossimo anno educativo, perché certo, se ci dobbiamo ritrovare con le stesse rette, cioè questo è proprio un attacco. Quindi insomma al momento non ne avete avuto risposte dal sindaco e dell'assessora Petrosillo, di Sele Petrosillo, che è l'assessora alla pubblica istruzione. Va bene, proveremo a contattarli noi nei prossimi giorni, Sara, vediamo se magari riusciamo a fare anche da ponte rispetto a questa vicenda, quantomeno ci proviamo. Intanto grazie per essere stata con noi e per aver messo in luce insieme ad altri genitori questo problema, e anche per la bella scelta di fare squadra, insomma, e aiutare le famiglie dei genitori, insomma, dei bambini che hanno maggiori difficoltà economiche, dicendo se non possono pagare loro, non paga nessuno, e vediamo che succede. Esatto, anche perché Marina, guarda, chiudo giusto dicendo questa cosa che mi preme molto sottolineare. I nidi comunali sono sì un servizio alle famiglie, ma sono innanzitutto una grande opportunità educativa, ancor di più per quei bambini che si trovano in situazioni di disagio economico, culturale e magari in situazioni di povertà educativa, e quindi non hanno tutti gli strumenti. Ecco perché ancor di più dobbiamo lottare per queste famiglie e per questi bambini, per il diritto all'asilo nido e per il diritto a un'educazione di qualità davvero per tutte e tutti. Grazie a Sara Mastrobuono, in bocca al lupo. Viva il lupo, buona giornata.